Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, sono Paolo. Allora, come sempre, vi chiedo gentilmente di darmi un check, un segnale, se si sente tutto, se si vede, che così vediamo se sto parlando da solo oppure se qualcuno mi sente. Ok, vedo che c'è già un po' di gente collegata. Fatemi sapere. Intanto, finché aspettiamo che si colleghino un po' tutti, faccio un breve riepilogo, recap, anche per chi magari è la prima volta che vede queste dirette e che ancora magari non mi conosce, non sa chi c'è dietro questa iniziativa. Ok, perfetto, grazie mille per i commenti. Allora, io sono appunto Paolo Dallago, sono l'ideatore di questa iniziativa Torniamo Presto. Io sono ideatore, poi ci sono anche altre persone dietro questo progetto, c'è Martina, Andrea e Iana che stanno investendo il loro tempo su questo progetto che è un'iniziativa senza scopo di lucro che abbiamo lanciato il 20 marzo, se non ricordo male, quindi un paio di settimane fa. Per me sembra veramente un'eternità, come scrivevo nel post, in realtà sono solo 2 settimane insomma, che stiamo lavorando su questo progetto, però siamo contenti perché stiamo vedendo dei risultati. Era partito un po' così in sordina, poi grazie a Facebook, ai social, Instagram, a condivisioni varie, è cresciuto molto. Ci sono tante aziende, tante attività che si sono unite a questa iniziativa, soprattutto nella zona di Vicenza e Veneto, perché appunto noi siamo di questa zona, però adesso iniziano a esserci anche attività da altre regioni, da altre città d'Italia. Anzi, vi chiedo gentilmente di scrivermi da dove state guardando, da che città siete, che sono curioso di vedere da dove state guardando questa diretta. Allora, dicevo, questa iniziativa è nata appunto senza scopo di lucro, è nata per dare una mano alle attività locali che chiaramente in questo periodo sono completamente bloccate da quello che sta succedendo, e quindi abbiamo pensato di creare questo aggregatore online, torniamopresto.it, dove le attività, negozi e artigiani o attività insomma locali di questo tipo possono avere una propria visibilità e soprattutto possono vendere queste gift card, che non sono altro che appunto chiamiamoli dei voucher, dei buoni spesa, che i vostri clienti possono acquistare ora per riutilizzarli quando le attività saranno riaperte al pubblico. Per le attività, per i negozi, questo significa ottenere subito della liquidità per fronteggiare magari quelle spese fisse che nel frattempo non si sono bloccate, come gli affitti, come le utenze, eccetera, e dall'altra parte serve anche per continuare a mantenere quel rapporto importantissimo col cliente e far vedere che si è comunque sempre attivi, anche se la situazione non è rosea. Dall'altra parte invece il cliente ha l'opportunità, oltre che di dare una mano concreta, insomma, verso magari le sue attività preferite, anche quella magari in alcuni casi, e siete voi a deciderlo, di ottenere uno sconto, eventualmente, anche se io sconsiglio sempre di fare degli sconti, ma preferisco sempre dare qualcosa in più, appunto può anche ottenere dei bonus o del valore in più, ecco. Ok, quindi vediamo Vicenza, Sossano, bene, Torino, Torino, bene, Longare, Vicenza, Padova, ok, principalmente queste zone. Vi chiedo comunque, ecco, di continuare gentilmente a diffondere la parola, a spingere anche sui social questa iniziativa, perché appunto l'unico modo che abbiamo di farla conoscere è tramite il passaparola e i social, quindi vi chiedo di continuare a diffonderla nei vostri profili, o vedo che funziona tanto anche nei gruppi delle varie città o gruppi di associazione di categoria o cose di questo tipo. Ok, bene, direi di iniziare. Anzitutto, oggi parliamo di PayPal.
PayPal, che è uno strumento comodissimo che io uso sia lato cliente che lato azienda. Io, tra le altre cose, mi occupo anche di e-commerce, ho un mio e-commerce, quindi un sito di commercio elettronico dove vendo prodotti di illuminazione simili a questo lampadario che vedete qui sopra, e quindi conosco benissimo la vendita online e tutti i sistemi di pagamento che ci possono essere dietro, dal bonifico al contrassegno a PayPal a carte di credito, eccetera, eccetera. Io PayPal lo uso da tantissimo tempo, è un'azienda enorme, un'azienda americana, super diffusa, deve avere tipo 200 milioni di clienti in giro per il mondo, quindi magari qualcuno di voi non l'ha sentita nominare, ma è veramente un gigante da questo punto di vista. E vi parlo di PayPal perché appunto è un sistema comodissimo anche per ricevere i pagamenti. Molti di voi in questi giorni ci hanno chiesto tramite mail, tramite il gruppo, come fare per vendere le gift card, no? Attualmente l'unico modo possibile è quello che il cliente vi contatti tramite il form di contatto che c'è all'interno della vostra scheda su Torniamo Presto. Quindi il cliente compila quel modulo online dove scrive il nome, la mail e un testo, insomma, dove vi indica la gift card che vuole comprare. Questa cosa ovviamente è un po' macchinosa, perché a volte magari le mail non partono, il cliente non risponde, non la vede, eccetera. Quindi abbiamo pensato quale fosse la soluzione più semplice da integrare per permettervi di vendere le gift card in modo molto molto più facile, e questo è appunto PayPal, lo strumento più semplice che penso che esista, perché è facile sia da attivare ed è facile anche da usare. Apro una parentesi: noi chiaramente non abbiamo alcun rapporto commerciale con PayPal, non becchiamo un euro chiaramente, ve lo consiglio solo appunto perché è un ottimo strumento che uso anch'io in tante situazioni. Ok, allora, volevo farvi vedere prima di tutto un esempio, perché qualche attività ha già iniziato a inserirlo. Allora, condivido il mio schermo. Ok, una è questa, per esempio, PL di Altavilla Vicentina. Questo è un negozio che vende, come si dice, appunto, ecco, biancheria, tessuti, tendaggi, eccetera. Allora, quello che esce, fatemi sapere intanto se vedete correttamente la pagina, penso di sì. Quello che esce integrando PayPal è una cosa come questa. Chiaramente questo è personalizzabile, poi vi mostrerò come funziona. Si possono creare appunto i diversi tagli di gift card, i diversi valori. In questo caso loro hanno scelto di dare un qualcosa in più invece dello sconto, per esempio, che è una cosa che in realtà è comunque uno sconto, però percepito per il cliente è come dargli un qualcosa in più piuttosto che dargli un qualcosa di togliere, no? Il valore a voi. Quindi in questo caso io cliente scelgo per esempio il taglio da 30, dove in realtà ottengo 36 euro e acquisto la gift card. Un'altra è questa, Crearte di Roma, di Roma. Loro invece per esempio non danno bonus in più, semplicemente indicano il taglio della gift card, il valore della gift card. Io appunto posso selezionare 50, aggiungo al carrello. In questo caso mi si apre direttamente il sito di PayPal, perché chiaramente, come vi dicevo, noi non ci mettiamo in mezzo nei pagamenti. Chiaramente inserendo questo vostro bottone nella vostra scheda su Torniamo Presto, il cliente viene rimandato su PayPal attraverso il suo sistema sicuro di pagamento. In questo caso appunto mi riepiloga quello che sto acquistando, quindi una gift card da 50 euro. Posso eventualmente anche aumentare la quantità, posso metterne anche 2 da 50 euro, e qui appunto ho l'opzione paga adesso. In questo caso questo è un cliente, deve essere un cliente che usa già PayPal, infatti questo è un bottone riconoscibile per chi usa PayPal, oppure vedete qua sotto paga senza avere un conto PayPal. Specifico appunto che
per utilizzare PayPal come cliente non è necessario avere un conto PayPal. Io posso semplicemente cliccare su vai alla cassa e inserire direttamente i dati della carta di credito. Non è necessario attivare l'account, semplicemente PayPal in questo caso fa da strumento di pagamento. Quindi io inserisco i dati della mia carta di credito come in qualsiasi altro sito di e-commerce, diciamo, inserisco l'indirizzo di fatturazione, il numero di telefono e l'indirizzo email. In questo caso, appunto, io chiaramente non faccio l'acquisto, però insomma, quando faccio paga adesso, semplicemente la transazione viene effettuata. Il pagamento arriva in tempo reale a voi, in questo caso a Crearte SRL. Il pagamento arriva immediatamente, vi arriva anche una notifica email, una notifica sull'app di PayPal e la transazione è fatta. Quindi è molto diverso rispetto per esempio al bonifico, dove dovete dare il vostro IBAN, spesso magari anche lo sbaglia il cliente, dovete aspettare i tempi tecnici delle banche, dovete andare a controllare sul conto se vi è arrivata il pagamento, eccetera. Quindi è veramente molto molto semplice. Allora, vediamo qua, ho aperto il sito di PayPal per farvi vedere, per chi non lo conoscesse, come funziona. Quindi riepilogando, lato cliente, il cliente può, come dicevo, aprire il suo conto PayPal e appunto collegarci un conto corrente bancario o le carte, però ripeto, per fare gli acquisti non è assolutamente necessario avere il conto. Invece lato venditori basta creare un conto business, è gratuito, ci sono poi dei piani a pagamento se uno vuole anche avere dei sistemi o servizi in più, però diciamo per quello che serve a voi va benissimo anche quello diciamo gratuito, e potete poi integrarlo eventualmente se avete anche un sito, un e-commerce o qualsiasi altra cosa, potete integrarlo anche nel vostro sito, potete ricevere i pagamenti anche via mail, potete creare delle fatture pro forma da inviare ai clienti, insomma ha veramente una marea di funzionalità. Volevo mostrarvi quali sono i costi, eccolo qua. Le tariffe sono appunto queste, quindi 3,4% su ogni transazione più 0,35 euro per ogni transazione. Quindi per esempio su una gift card da 100 euro voi pagate 3,40 euro di percentuale di tariffa più 0,35, quindi cos'è? 3,75 euro, insomma. È una tariffa, diciamo, abbastanza contenuta, ecco. Ok, vedo intanto vediamo se ci sono domande nel frattempo, altrimenti andiamo a vedere come creare il bottone. Ok, allora, torniamo qua. Intanto se avete domande scrivetemi pure, anzi se avete anche, apro una parentesi, se avete domande, idee su altre questioni, altri chiarimenti di cui avete bisogno legate al discorso gift card, a come promuoverle, a come inviarle ai clienti, eccetera, fatemi sapere che vediamo eventualmente di fare anche altre live, altri diretti di questo tipo. Pensavo di farne una, per esempio, per mostrarvi come creare per esempio le immagini da diffondere sui social per informare i vostri clienti che avete aderito a questa iniziativa. C'è un programma che si chiama Canva, un software online, è anche gratuito, che vi permette di creare appunto le immagini per le storie su Instagram, i post per Facebook, eccetera. Ed è molto comodo perché oltre ad essere gratuito è anche facilissimo da usare, quindi stavo anche pensando eventualmente di fare una cosa di questo tipo. Riguardo invece la promozione
dell'iniziativa sui vostri clienti, vi consiglio di vedere il video che abbiamo fatto io e Martina 4-5 giorni fa, dove abbiamo mostrato appunto come promuoverla su Facebook, su Instagram, su WhatsApp, via mail. Quindi vi consiglio di vedere quel video, quella diretta, se non l'avete già vista. Però ecco, se avete altre necessità fatemi sapere sul gruppo, via mail, come preferite. Allora, aspetta che rispondo intanto a queste domande. Dopo quanto tempo è attivo il conto business? Allora, non so purtroppo, non so come ti chiami. Se fate le domande, dimenticavo di specificare, magari aggiungete il vostro nome alla fine, perché questo software che uso per le live, per il GDPR, per la privacy, nasconde nome e immagine. Allora, dopo quando attivo il conto, sinceramente non mi ricordo, perché io l'ho attivato penso 10 anni fa e non mi ricordo, però mi sembrava fosse una cosa abbastanza veloce. Adesso penso che abbiano anche dopo tanti anni anche velocizzato la cosa. Non mi ricordo sinceramente quali documenti chiedano, penso di solita carta di identità o cose di questo tipo, ma mi sembrava fosse abbastanza veloce come operazione. Io non riesco a modificare la mia pagina inserendo... Giovanni, ok, grazie Giovanni. Io non riesco a modificare la mia pagina inserendo PayPal. Ok, questa modifica la facciamo noi. Ci sono infatti tante persone che ci chiedono appunto di fare degli aggiornamenti, delle modifiche sulla scheda su Torniamo Presto. Al momento le modifiche le facciamo noi perché per un discorso di sicurezza. Stiamo valutando, vedendo adesso se aprire la possibilità di darvi, diciamo, la possibilità di modificare direttamente le schede, però intanto le modifichiamo noi. Quindi se tu hai già pronto il bottone di PayPal, basta che mi mandi il codice, lo mandi a una mail che poi mostro e lo inseriamo noi direttamente, insomma. Ok, allora direi di andare a vedere come creare il bottone PayPal. Allora, voi dovete, appunto, una volta che avete fatto il login, avete fatto l'accesso a PayPal, dovete entrare in questa voce di menu, quindi strumenti e poi tutti gli strumenti. Qui sotto trovate la voce pulsanti PayPal. Ok, quindi quello che vi interessa è questo. Acquista ora, che è il più semplice da creare. Ok, adesso non so perché mi è andato in inglese, però vediamo se riesco a cambiare la lingua, però non cambia molto. Dovreste vederlo anche tranquillamente in italiano. Strano, però come lo mostro in inglese non capisco perché. Forse perché mi sono scollegato da questa pagina. Vediamo un attimo. Scusate, provo a riaccedere. Tanto questo è un conto di prova che avevo creato. Ecco, chiaramente adesso mi mette anche i controlli di sicurezza. Chiaramente ha tutti i suoi sistemi di sicurezza come tutti gli altri sistemi di pagamento. Allora, solo un secondo. Ok, allora, adesso dovrei darmelo in italiano. Quindi diciamo strumenti, tutti gli strumenti. E appunto pulsanti PayPal. Andiamo su questo, acquista ora. Ok, adesso si vede in italiano, perfetto. Allora, il pulsante che dovete selezionare è quello che dovreste trovare già pre-selezionato, quindi paga adesso.
Per dargli, diciamo, la scelta, per dare la scelta delle gift card, quindi se ne avete 3 o 4, cliccate su aggiungi il menu a discesa con prezzo o opzione. Qui a destra vedete l'anteprima, quindi ogni modifica che viene fatta ve la ripropone qui in modo da vedere subito quello che succede. Allora, vi consiglio prima di tutto di inserire un nome del menu, perché verrà fuori anche poi nel sito, un qualcosa che faccia capire subito il cliente quello che deve fare. Quindi in questo caso potrebbe essere scegli l'importo della gift card. Ok. Dopodiché qui andate a scrivere quello, per esempio, ecco, vi mostro quello che è la versione che avevo fatto vedere prima sul sito. Valore gift card è il titolo, in questo caso loro hanno scritto valore gift card, però appunto vi consiglio di scrivere qualcosa di questo tipo, quindi scegli l'importo della gift card o cose di questo genere, in modo da fare anche una chiamata all'azione al cliente. E poi quello che esce sono queste opzioni, quindi in questo caso loro hanno scritto tieni 36 euro inviando solo 30 euro, per esempio. Possiamo scrivere una cosa di questo tipo, quindi non so, valore 60 euro, ecco qua l'avevo già prefatta una roba di questo tipo, quindi valore 60, paghi solo 50, quindi, e poi andiamo a inserire il prezzo che pagherà l'utente, il cliente, quindi in questo caso è 50, ne faccio un'altra, faccio copia e incolla, valore, non so, facciamo pago 100 e ottengo 120, quindi in questo caso pago 100, poi l'ultima paghi 150 e il valore reale è 180. Questi sono chiaramente degli importi così casuali, solo esemplificativi. Potete anche aggiungere una quarta volendo. Ok, quindi in questo caso gli do fine per confermare. Quindi poi vedete qua direttamente la modifica, cioè la personalizzazione che è stata fatta. Potreste anche eventualmente aggiungere un campo di testo dove il cliente può liberamente scrivere qualcosa. Qui potete specificare il titolo. Adesso non so, potreste usare per esempio note, per esempio, no? Quindi scrivere note in modo che il cliente possa specificare delle informazioni aggiuntive che può volere sulla gift card. Questa è chiaramente una cosa facoltativa, potete farla o meno. Dopodiché nella spedizione potete far pagare eventualmente una spedizione. Penso per esempio al caso in cui la gift card la spedite direttamente ai clienti. Se la stampate e la spedite, potete anche fargli pagare la spedizione. Scelta vostra, insomma, questa. Oppure semplicemente se la mandate digitalmente via email, lasciate vuoto questo campo. Qui vi chiede di specificare se usare il codice conto commerciante o indirizzo email principale. Vi consiglio di lasciare il codice conto commerciante, semplicemente perché altrimenti vedono la vostra mail e i sistemi, diciamo, di spam, software di spam, potrebbero andare a vedere la vostra mail, eccetera, eccetera. Quindi questo è spiegato in questo, forse non lo vedete, comunque se cliccate qua è spiegata questa cosa. Comunque lasciate pure il codice conto commerciante. C'è poi il passaggio 2, qui vi consiglio di lasciare appunto salva il pulsante su PayPal in modo che lo salvi se doveste averne bisogno anche in futuro, perché magari potete inserirlo anche nel vostro sito o nelle vostre nel vostro sito, nei vostri social, eccetera. Potete anche gestire eventualmente giacenze di magazzino, però insomma magari questo è più adatto per prodotti fisici, quindi in questo caso potete lasciarlo pure così. E poi c'è l'ultima personalizzazione. Qui potete appunto andare a consentire ai clienti di modificare la quantità dell'ordine, quindi invece di 1 il cliente potrebbe mettere 2, 3, eccetera. Quindi qui dipende anche da voi quello che
quello che volete fare. Il cliente può aggiungere istruzioni speciali in un messaggio. Sì, ok, quindi in questo caso il cliente può aggiungere delle istruzioni, delle indicazioni, insomma, che possono esservi utili a voi, oppure potete anche disabilitarlo. E poi qui potete appunto rendere obbligatorio o meno l'indirizzo di spedizione. Se appunto non spedite la gift card fisicamente al cliente, vi consiglio di mettere no, in modo da non dover scrivere, far scrivere al cliente il proprio indirizzo. Dall'altra parte invece potrebbe essere anche comodo avere questo dato del cliente, insomma questa è sempre una scelta vostra. Ok, fatto questo si va a cliccare su crea pulsante e PayPal in questo modo vi ha creato il pulsante. Il pulsante che è questo, praticamente è questo campo. Questo è il codice HTML di questo bottone ed è quello che dovete inviarci se volete appunto sfruttare questa modalità di pagamento. Questo codice HTML praticamente consente che noi inseriamo nella vostra scheda su Torniamo Presto, consente di far uscire, di far apparire questo bottone ed esce appunto come questo che vi ho mostrato, come questo oppure come questo. Ripeto, il pagamento noi non li vediamo perché va direttamente su PayPal e il pagamento viene tramite PayPal, arriva direttamente a voi chiaramente. Diciamo che è una comodità in più che potete sfruttare e penso che avrete anche delle conversioni migliori. Vi metto qua sotto allora la mail a cui potete inviare il codice. Quindi ecco, ripeto, voi dovete semplicemente, una volta che avete generato il bottone, cliccare su seleziona codice, tasto destro copia oppure CTRL-C perché è più smanettone, aprire un'email, inviarla a questo indirizzo mail@torniamopresto.it e fare incolla sul testo della mail. Importante, mandatela questa mail dallo stesso account email, dalla stessa mail con cui siete registrati nel sito. Questo è importante perché in questo modo verifichiamo che siate veramente voi, altrimenti non potreste mandarci il codice. Una volta poi che riceviamo la mail, dateci poi il tempo perché appunto in questi giorni stiamo ricevendo una marea di richieste, di informazioni, di chiarimenti, tante aziende che si vogliono registrare, quindi stiamo cercando di giostrare il nostro tempo, quindi non lo inseriremo magari immediatamente, ma dopo qualche ora, insomma, vedremo di inserirlo nella vostra scheda. Ok, vediamo intanto se ci sono domande. Allora, ok, allora, Elena da Torino, quindi se dovessi decidere di inserire PayPal posso chiedere a voi di effettuare l'inserimento, esattamente, esatto Elena, basta che ci mandi la mail all'indirizzo che ho scritto qui sotto. Giovanni Ferracino, noi l'abbiamo fatto l'anno scorso, questa è Martina che non so da dove abbia preso questo messaggio, probabilmente. Martina è una che collabora con noi su questo progetto. Comunque noi lo abbiamo fatto l'anno scorso e una volta inseriti tutti i dati necessari è stato abbastanza immediato. Ah, ok, quindi risposta a Giovanni che aveva chiesto informazioni sulle tempistiche per attivare il conto business. Ok, grazie Martina. Ok, allora, vediamo questo. Perdonami, io ho già un conto PayPal, posso aggiungere un conto business per il negozio nello stesso perché mi chiede la password e mi prende solo la mia. Non ho ben capito cosa intendi. Io ho già un conto PayPal, posso...
posso aggiungere un conto business per il negozio? Quindi forse se non ho capito male, tu probabilmente hai già un conto PayPal da privato, forse da cliente, e vorresti attivare il conto business. Se non ho capito male, intendi questo? Sì, diciamo che i dati di accesso sono gli stessi, quindi accedi con la stessa password. Sul sito di PayPal, una volta che hai fatto il login, c'è un campo, una sezione, insomma, dove puoi attivare il conto business. Comunque, eventualmente, apri direttamente, se non riesci, apri direttamente una richiesta di assistenza a loro, che di solito sono anche abbastanza veloci a rispondere. Allora, aspetta che questo viene tranciato, quindi lo leggo di qua. Ciao Paolo, io PayPal l'ho già attivato circa 3 settimane fa. È stato creato dalla mia azienda distributrice di prodotti insieme all'e-commerce. Se io volessi inserire altri prodotti per poter far pagare con PayPal, dovrò chiedere le credenziali dell'azienda per fare le modifiche. In questo caso, al momento ci sono solo prodotti di questa azienda. Io però vorrei inserire anche altri prodotti in autonomia. Erika. Allora, Erika, questa è una situazione un po' strana, nel senso, è stato creato dalla mia azienda distributrice di prodotti insieme all'e-commerce. Qua sarebbe da capire se l'e-commerce è tuo, quindi ricevi tu i pagamenti, sì, quindi le vendite vengono fatte direttamente dal tuo e-commerce, o se tu sei una rivenditrice o qualcosa di questo tipo. Io sinceramente ti consiglierei adesso non so che rapporti abbia con quell'azienda distributrice, però ti consiglierei, se sei tu a vendere direttamente i prodotti, di creare un tuo conto PayPal, o farti dare gli accessi e poi modificare la password, perché insomma a me non starebbe bene che un'altra azienda accedesse al mio conto PayPal, se è questa la situazione, se ho capito bene la situazione. Quindi io cercherei di prendere, diciamo, il possesso di questo conto e gestirtelo in autonomia. Detto questo, ci sono sui prodotti di questa azienda, io vorrei inserire anche altri prodotti in autonomia. Questa è un po' appunto una situazione un po' borderline, dove ci sono i prodotti di un'azienda, i prodotti tuoi. Io ti dico, dovrei un attimo vedere qual è la situazione, capire meglio la situazione, però ti consiglierei di separare le cose in modo da gestirtelo direttamente, senza interventi altrui. Detto questo, comunque, una volta che hai appunto libertà di movimento sul tuo conto PayPal, puoi assolutamente crearti altri bottoni come questo, che questa è proprio la base di PayPal, perché puoi integrarlo per esempio in un tuo e-commerce. Se tu fai vendita online, puoi aggiungerlo come sistema di pagamento insieme a quello che può essere il classico bonifico o il contrassegno, e quindi puoi assolutamente utilizzarlo in tantissimi altri modi. Per il cliente anche ci sono tantissimi clienti che lo usano. Io appunto nel mio e-commerce ho circa più della metà, più del 50% di clienti che usano PayPal, perché tanti hanno il conto PayPal, altri lo usano semplicemente come gateway, no? Quindi come canale di pagamento sicuro, dove quando pagano con la carta di credito. Quindi è molto molto comodo. Ok, ottimo. Sì, ho già un conto cliente. Ok. Ciao Paolo, puoi ricevere l'indirizzo a cui, ok, vi rimetto la mail, anzi mettiamo così resta fissa. Anzi no, non si vede tutto. Così. Allora, ecco, ripeto appunto, la mail dove inviare il codice è questo, mail@torniamopresto.it. Ripeto, inviatemela dalla stessa mail con cui siete registrati all'interno della piattaforma torniamopresto.it, che questo è molto molto importante. Allora, altra domanda.
Buongiorno Paolo, per quanto riguarda tipologie bar, che è il mio caso, posso mettere solo importi tipo 15, 20, 30 senza dare la descrizione, giusto? Bella domanda. Vediamo se è ancora aperta la pagina. Mi sembra sia possibile. Fammi fare una prova al volo. Allora, quindi riepilogando, torniamo qua. Tu dici quindi togliere questo, no? Se non ho capito male. Cioè lasciare il campo vuoto. Vediamo. Adesso mettiamo fine se mi dà qualche problema. In teoria adesso salvando le modifiche, infatti, mi dice errore di emissione, nome opzione obbligatorio. Quindi sì, bisogna per forza mettere qualcosa, potresti anche fregarlo semplicemente così, se tu non vuoi mettere niente, metti un punto, un trattino, qualcosa del genere, ecco, abbiamo fregato, quindi ti esce semplicemente l'importo. Secondo me è sempre meglio specificarci qualcosa vicino, però insomma scelta tua. Ok, allora torniamo qua. Ok, per il momento non ci sono altre domande, scrivete pure intanto. Allora, io vi avevo promesso anche un piccolo regalino e appunto questo è il regalino che ho pensato per voi. Dato che appunto tante persone ci hanno chiesto via mail o sul gruppo o insomma tramite i canali social di avere magari i materiali, delle grafiche per promuovere l'iniziativa sui vostri clienti, oppure non trovano magari il video dove abbiamo parlato per esempio degli aspetti fiscali, no? Con Federico Miotti, col commercialista, è stata la prima diretta che abbiamo fatto. Magari nel gruppo queste cose un po' si perdono, i video, i post, eccetera. Quindi abbiamo pensato di creare una sorta di kit di raccolta di tutti i materiali che stiamo creando col passare dei giorni. Quindi stiamo creando, non è ancora pronta, la stiamo creando, una raccolta che sarà disponibile in una cartella, probabilmente la faremo su Drive, su Google Drive, quindi vi manderemo direttamente la cartella dove trovate direttamente all'interno tutti i video con le spiegazioni, i video che abbiamo girato finora, e andremo anche ad inserire all'interno della cartella tutti i vari video successivi che faremo. Quindi c'è il video appunto con il commercialista dove si parla degli aspetti fiscali, c'è il video dove parliamo di come promuovere le gift card sui vostri clienti, inseriremo anche questo, quindi, e poi tutti gli altri eventualmente che dovremo fare. Ci saranno delle istruzioni pratiche, quindi ci saranno proprio delle istruzioni anche per chi magari non è molto pratico con la tecnologia, non conosce magari Facebook, le dinamiche di Instagram, di WhatsApp, quindi faremo dei sorta di documenti, dei Word, insomma, dove andremo a specificare passo passo le attività da fare. E poi appunto vi inseriamo anche direttamente tutte le grafiche. Non ne abbiamo create tantissime, però insomma quelle che abbiamo creato possono sicuramente esservi utili, quindi vuol dire grafiche per creare le stories su Instagram, dove avvisate i vostri clienti che c'è questa possibilità di acquistare le vostre gift card, oppure le grafiche per pubblicare un post su Facebook, sulla vostra pagina aziendale o sul vostro profilo Facebook, dove appunto inserire direttamente i link alla vostra pagina su torniamopresto.it, e anche qui mano a mano andiamo a integrare con le idee e gli spunti che ci vengono in mente.
per ricevere questa raccolta che appunto ancora non è pronta, ma ci stiamo lavorando, insomma, e nei prossimi giorni sarà pronta, dovete semplicemente collegarvi su questo link www.torniamopresto.it/raccolta, quindi /raccolta, chiaramente è completamente gratuita, non ci mancherebbe, la riceverete tramite Messenger, anzi, prima di tutto, se entrate su questo, anzi vi faccio vedere direttamente la pagina, che così vi mostro. Allora, torniamo presto.it/raccolta. Vi si aprirà una pagina, aspettiamo se la vedete, anzi no, che non la vedete. Vi si aprirà una pagina come questa e dovete cliccare su Ricevi su Messenger. Questo kit infatti ve lo manderemo direttamente tramite Messenger, Facebook Messenger, che è il sistema di messaggistica di Facebook, quindi è molto molto comodo, vi arriva direttamente il link all'interno di questo bot. Quindi cliccate qui e vi arriverà in automatico un messaggio da parte della nostra pagina, dove appunto vi confermiamo che l'iscrizione, diciamo, è avvenuta, che la richiesta, ecco, di ricevere il kit completo è avvenuta, e poi vi manderemo direttamente lì il kit. Tra l'altro vi consiglio di darci un'occhiata a questi bot, diciamo, perché sono uno strumento molto comodo anche per comunicare con i vostri clienti. Io li uso spesso nel mio e-commerce, ma anche nella startup che ho creato, recensionok.it, la startup che ho creato per la ristorazione, e di cui mi stavo occupando prima che avvenisse questo patatrack, e quindi vi consiglio di studiarvi un po' appunto anche le automazioni che si possono creare con i bot, Messenger, adesso anche WhatsApp, qualcosa si riesce a fare anche con WhatsApp. Potete, per esempio, non so, penso ai centri estetici, potreste ad esempio ricordare come si dice, notificare ai clienti, ricordare che hanno un appuntamento tramite WhatsApp o tramite bot. Messenger, per esempio, sarebbe, e questo lo fa completamente in automatico, no? È molto comodo perché vi arriva direttamente un messaggio al cliente. Oppure potete anche, non so, inviare dei contenuti attinenti a quella che è la vostra attività. Ad esempio, noi che lavoriamo in una ristorazione, per qualche cliente abbiamo attivato dei bot Messenger per, non so, dargli una volta a settimana delle ricette da parte del ristorante, inviate quindi da parte del ristorante, con delle ricette, tipo al lunedì ti arriva una ricetta di un cibo che viene fatto di solito in quel ristorante, quindi c'è per esempio il video dello chef che prepara la ricetta e una spiegazione, quindi non sono video spammosi pubblicitari, no? Dei soliti compra qui, offerte, eccetera, eccetera, ma sono dei contenuti interessanti anche per i vostri clienti, e vi consiglio sempre di puntare tanto sui contenuti, perché vi dà appunto autorevolezza. Questo è un ottimo sistema per differenziarvi anche dai vostri competitor, dai soliti appunto competitor che scrivono le solite le mail pubblicitarie, compra qui, che sono ormai hanno stancato, e i clienti l'unica cosa che fanno è cancellare. Ok, allora rispondo un altro po' di domande. Allora, ti dico questo per il discorso fiscale che parlavi di aliquote IVA. Ti dico questo cosa però? Ah, ok, forse avevi scritto il messaggio questo forse era relativo al messaggio di prima, dove non volevi far vedere questo qua, dove non volevi far vedere la descrizione, diciamo, sì, perché in effetti
poi mi dici ho aliquota IVA al 10 al 22. In effetti per alcune attività come può essere quello della ristorazione, ad esempio, alcuni prodotti hanno l'aliquota al 10, alcuni al 22, quindi in questo caso la gift card. Ti consiglio di vedere il video riguardo di Federico, con Federico Miotti, che è ancora disponibile nel gruppo, dove abbiamo parlato anche di queste cose. Quindi dacci magari un occhio a questo. Penso, non so se sia sempre la stessa persona. Altra cosa, i clienti devono mandare una fattura pro forma e una volta arrivo al locale me la consegnano, così faccio scontrino e gli consegno il prodotto. Anche qui, ti invito a guardare il video perché abbiamo trattato tutte le diverse tipologie, quindi inutile che riparli in questo video, dato che ne abbiamo fatto uno insomma apposta. Ok, questo vabbè è sempre un'altra domanda relativa alle aliquote, quindi anche qua vi rimando all'altro video. Allora, vedo che altre domande non ce ne sono, abbiamo già fatto quasi 50 minuti, quindi direi che ci siamo. Io volevo poi, ultima cosa, chiedervi appunto di continuare a diffondere l'iniziativa. Come dicevo all'inizio, l'unico modo che abbiamo per cercare di espanderla è il passaparola in questa fase. Ci sono delle TV o dei giornali che hanno parlato di noi, però quando esce sul giornale o sulla TV ti dà quella fiammata immediata, però poi fa anche presto a spegnersi. Quindi è importante continuare a diffonderla, appunto tramite, se fate parte di gruppi WhatsApp, magari dove ci sono altri imprenditori, altri titolari di attività, o se avete contatti con associazioni di categoria, o anche con giornalisti, vi chiedo gentilmente di segnalargli la nostra iniziativa, che appunto è senza scopo di lucro, quindi per noi tutto il tempo che investiamo è gratuito, però dato che vediamo che sta dando risultati, perché più di qualcuno di voi ci ha segnalato che avete già venduto le gift card, ci sono già clienti interessati e quindi la cosa sta funzionando, per noi è veramente un estremo piacere, quindi ci piacerebbe estenderla anche ad altre, oltre Vicenza, il Veneto, insomma, dove ci sono tantissime attività. Adesso siamo a 350 circa e penso che 300 siano di queste zone. Quindi cercate di espanderla anche in altre città, perché appunto più la voce gira, più i clienti la vedono, più attività rientrano, ed è un circolo continuo che può portare vantaggio anche a voi, perché più clienti girano all'interno della piattaforma, più ci sono anche possibilità che vendiate anche altre gift card. Ok, detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, grazie per essere stati qui. Vi invito comunque a partecipare al gruppo, a commentare, a scrivere. Io ho piacere anche di vedere i vostri post dove magari insomma ci date qualche riscontro dal campo di battaglia. Quindi se vendete le gift card, se avete clienti interessati, magari ditelo anche nel gruppo, così insomma ci diamo una mano anche uno con l'altro. Magari potete anche condividere le vostre grafiche, le vostre strategie per informare i clienti, quindi non voglio che sia un gruppo dove partecipo solo io o Martina, Iana o Andrea, insomma avrei piacere che tutti partecipaste. Voglio che sia un gruppo di condivisione con un monocanale. Bene, detto questo, grazie ancora e ci vediamo alla prossima diretta. Ciao ragazzi, grazie, buona giornata.